Un asse dei musulmani moderati per frenare la deriva fondamentalista. In questi giorni il nord-est è scosso dall'inchiesta della Procura di Venezia e dalle indagini del ROS di Padova sul terrorismo islamico internazionale. 5 gli stranieri indagati fra Treviso, Pordenone e Belluno. L'ipotesi dell'accusa è che si tratti di reclutatori di jihadisti, come il 36enne bosniaco Ismar Mesinovic, che nel dicembre scorso lasciò il centro culturale Al-Salam di Ponte nelle Alpi e un appartamento a Longarone, ma non il figlioletto, che oggi avrebbe 3 anni, le cui sorti sono avvolte nel mistero, per andare a morire in Siria da combattente nella guerra santa, un radicalismo da contrastare secondo la comunità veneta. A me personalmente mi fa schifo vedere queste forme, diciamo, però non staremo lì a guardare, bisogna anche nel nostro piccolo cercare un po' di cambiare. Sermoni unificati fra le varie moschee, pronunciati rigorosamente in italiano. Queste le proposte che saranno portate a un vertice in regione. Noi stiamo pensando anche di raggruppare tutti gli imam del Veneto e cercare anche di incontrare anche Zaia per poter anche pianificare anche una strategia. Secondo gli investigatori il rischio di fanatismo è concreto e va valutato pure in occasione degli sbarchi dei migranti. Bisogna stare attenti se tra questi si possono infiltrare dei soggetti che gravitano, diciamo, in questo territorio per poter reclutare o comunque, diciamo così, stabilire dei rapporti con possibili persone che siano disponibili alla jihad islamico. In programma dunque un'intensificazione dei controlli nei luoghi di ritrovo e preghiera, ma anche iniziative di distensione come il Festival Italo-Marocchino, che dal 17 al 21 settembre si snoderà fra Treviso, Venezia e Verona, con l'obiettivo di portare un messaggio di pace. Una grande opportunità sia per le autoctone sia anche per gli stranieri.